il modo migliore per ricordarti sia celebrando la gioia di vivere, sentimento che tu hai incarnato meglio di chiunque altro. Bastano queste semplici ma toccanti parole a descrivere l'affetto che il Duomo di Castelfranco, gremito in ogni ordine di posto, ha riservato oggi pomeriggio a Monica Reginato, la 55enne morta sabato scorso in un'escursione sul massiccio del Sorapis sopra Cortina d'Ampezzo. Più di 1000 le persone che hanno partecipato ai funerali, portando tutta la loro vicinanza ai familiari di Mochi, che insieme al fratello Giovanni gestiva il negozio di pelletterie di famiglia in piazza Giorgione, una figura ammirata e stimata da tutta la comunità. Sembra impossibile, lei così forte, così amata, così solare, così sorridente, ma anche così prudente, meticolosa, nella sua grande passione per la montagna. Ha terminato in maniera drammatica le sue tante salite, i suoi innumerevoli e straordinari cammini. Brillante e sempre disponibile con il prossimo, Monica era un'istruttrice del club alpino italiano. Ha seguito con passione e dedizione decine di allievi ora uniti in un ricordo che rimarrà indelebile. Se chiudiamo gli occhi, riusciamo ancora a sentire la tua risata contagiosa, le chiacchierate ininterrotte in sosta su una parete, ai piedi di una falesia o lungo un pendio innevato. Le tue lezioni in aula erano leggendarie. Ci sono decine di ragazzi che di tanto in tanto la notte sognano ancora quella famigerata Via del Drago. Sulla bara è stata adagiata la maglia blu del CAI di Castelfranco, l'associazione di cui faceva parte e che tanto amava proprio come la vetta che ha visto per l'ultima volta.